Telespettatori, rieccoci qui nella rubrica dei mercanti per caso e questa sera abbiamo un ragazzo che vuole vendere una macchina bellissima, una macchina spettacolare. Ciao, tu ti chiami? Allora, Gino, Gino, di dove sei Gino? Termini Merese. Di Termini Merese. Tu praticamente vuoi vendere una macchina? Sì. Una macchina elaborata. Sì. Che genere di elaborazione hai effettuato su questa macchina? Come elaborazione abbiamo sia carrozzeria esterna che interna, parti motore, abbiamo anche molta illuminazione come neon vari. Diciamo, c'è una bella spesa c'è stata, praticamente anche come impianto stereo abbiamo circa 3000 watt di potenza. Addirittura. Un equivalente di 3000 euro. Vedete amici telespettatori delle immagini, vedete dalle immagini che sono immagini spettacolari di quello che c'è dentro la macchina e soprattutto sotto il motore, sotto il cofano. È una macchina bellissima, voi stessi potete vederlo, naturalmente per amatori perché giustamente deve essere un amatore quello che se la deve comprare. Ascoltami, quanto ne chiedi per questa macchina? Allora io per la macchina ce ne ho spesi 12.000 oltre a quello che l'ho pagata, ne chiedo 10.000 con l'impianto e 8.000 senza impianto stereo. Cioè praticamente tu la dai con 10.000 euro? Con tutto, ora per com'è la do. Cioè per come la vediamo noi, questa macchina tu con 10.000 euro la dai? Sì, senza impianto stereo, che vuol dire che mi smonto tutte cose, li monterò in futuro io, 8.000 euro. Cioè 8.000 euro praticamente senza impianto Senza stereo? impianto stereo, però tutto il resto lo lascio. Cioè, la spesa non è eccessiva? No. E come mai? Cioè dopo che tu hai speso un sacco di soldi nella macchina praticamente te la levi? Praticamente sono passati già 4 anni da quando ce l'ho e vorrei provare a modificare un'altra macchina. Già Esatto. ho in mente un BMW, qualcosa di molto più. Ho capito. Va bene. Hai detto ti chiami? Gino. Gino. Va bene. Amici telespettatori, avete visto questa macchina bellissima, spettacolare? Per chi fosse interessato a comprare questa bella macchina per 10.000 euro completa per come la vedete, potete rivolgervi praticamente ai numeri di cellulare del signor Gino che state vedendo in sovraimpressione, o se no con 8.000 euro abbiamo detto senza l'impianto stereo, però se io sarei al vostro posto la prenderei così com'è. È spettacolare, abbiamo detto che è anche potenziata. Quanto fa? Allora, la macchina originaria da 136 cavalli è stata portata a 182, monta una turbina di un turbo Daily che è un furgone. Danni al motore non ce ne sono mai stati, vero? No, completamente. Il motore è nuovo, io praticamente l'ho uscito un mesetto fa dal meccanico. Sì. E la macchina, io fino a 250 l'ho tirata. Addirittura, madonna, non si luro allora. Ci mancava pochissimo, ci mancava. Va bene. Per essere un 1.400 soddisfazioni le dà. Ok, hai detto ti chiami Gino, sì? Sì. Va bene. Allora, ripeto, amici telespettatori, per chi fosse interessato a comprare questa bella automobile, può rivolgersi ai numeri telefonici del signor Gino. Sì. Abbiamo detto di? Gino. Di dove? Di Termini Merese. Di Termini Merese, attenzione. Telefonando al suo numero che vedete in sovraimpressione, ok? Per la rubrica dei mercanti per caso Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor Gino. Ciao. Grazie.